Al San Raffaele di Milano è avvenuto un intervento record di trapianto di polmoni che ha salvato la vita al diciottenne Francesco. Il ragazzo, a causa del coronavirus, si era ritrovato nel giro di 4 giorni in gravissime condizioni. La pandemia gli aveva cambiato la vita. Nonostante fosse giovane e perfettamente sano, il virus lo ha infettato e gli ha danneggiato irrimediabilmente i polmoni, bruciando ogni capacità di respirare normalmente, facendolo finire in rianimazione, dove è rimasto per 2 mesi collegato alla macchina per la circolazione extracorporea. Ma a metà aprile arriva il primo barlume di speranza. In un confronto con gli esperti della chirurgia toracica e trapianti di polmone del Policlinico di Milano, diretti da Mario Nosotti, si decide di tentare un'ultima risorsa, quella di donargli dei polmoni nuovi, una cosa mai tentata finora, se non in pochi rari casi in Cina. Grazie all'operazione, informa il Policlinico, Francesco oggi è sveglio, collaborante, segue la fisioterapia e viene lentamente svezzato dal respiratore. La Polizia di Stato nei giorni scorsi a Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino italiano e di una cittadina rumena, ritenuti responsabili di 3 rapine aggravate commesse a febbraio 2020. L'attività investigativa condotta dagli agenti della squadra mobile è nata dopo l'aggressione avvenuta la notte del 19 febbraio, quando una ragazza italiana di 23 anni venne aggredita e rapinata da una coppia mentre rincasava presso la propria abitazione in via San Vittore. L'uomo la spinse all'interno dell'ascensore e la donna, con funzioni da palo, tenne la porta aperta in attesa che il complice consumasse la rapina. Alla vittima, minacciata con un coltello, furono sottratti il telefono cellulare, un orologio, un braccialetto e il portafoglio con il bancomat, del quale con violenza ottennero il codice PIN della vittima terrorizzata. 2 giorni dopo, il 21 febbraio, analoga situazione ha visto vittima una ragazza italiana di 26 anni mentre accedeva all'area box del proprio palazzo in via Anguissola. La donna si era accorta di una coppia sospetta che sulla strada aspettava che qualcuno aprisse il cancello per potervi accedere. La vittima chiese subito ai due chi fossero, avvisandoli che non sarebbero potuti entrare all'interno del palazzo, e loro, per tutta risposta, si mostrarono addirittura risentiti per essere stati scambiati per dei malviventi. Non appena scesa nel box, la ragazza venne avvicinata da quell'uomo, incrociato poco prima sulla pubblica via, e lo stesso, sotto la minaccia di un coltello, le portò via la borsa con gli effetti personali, una collana e un paio di orecchini. Il 22 febbraio invece la vittima dei 2 rapinatori è stato un cittadino italiano di 44 anni, custode di un garage in zona Sempione, intorno alle 22:30. Quella sera si presentò al cancello dell'autorimessa un uomo che, con la scusa di dover ritirare la propria auto, riuscì a entrare e improvvisamente aggredì il custode con schiaffi e spinte fino a puntargli un coltello alla gola. La donna entrò subito dopo e con il complice rubarono soldi e il portafoglio alla vittima. Anche in questo caso i poliziotti hanno acquisito velocemente i filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza interna e dopo la visione hanno accertato, oltre alla violenza dell'azione criminale, come gli autori fossero gli stessi delle rapine consumate nei giorni precedenti. Gli agenti della sezione Falchi della squadra mobile da tempo stavano lavorando, d'intesa con la Procura di Milano, alla raccolta degli elementi di reità che hanno poi avuto un riscontro eccezionale in occasione di un arresto in flagranza per resistenza pubblica ufficiale e rapina operato dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Entrambi indossavano alcuni vestiti utilizzati in occasione delle altre rapine. Peraltro, la stessa donna, tra i suoi effetti personali, conservava ancora un braccialetto risultato essere provento di rapina. È arrivato l'annuncio che era nell'aria. Nonostante 1000 difficoltà e intese complesse sul protocollo, la Serie A riparte il 20 giugno. Ma il calcio giocato potrebbe addirittura anticipare i tempi e tornare in campo già dal prossimo 13 giugno, con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juventus-Milan. La certezza, tuttavia, è che si ritornerà in campo il 20 con il campionato. Il problema principale, però, resta la quarantena obbligatoria per tutta la squadra al primo caso di positività. Ad oggi, infatti, il CTS ha confermato che la quarantena sarà forzatamente di 14 giorni per tutti, calciatori compresi. Quindi se un giocatore sarà contagiato, andrà in isolamento domiciliare, mentre il resto della squadra sarà isolata in ritiro, potrà allenarsi in gruppo senza lasciare il centro sportivo, ma non potrà giocare le partite di campionato. A questo proposito, il ministro Spadafora ha annunciato che in caso di nuovo stop, la FIGC ha sia un piano B, che consiste in play-off e play-out, che un piano C, con la cristallizzazione della classifica.